Simonetta, dove vai con quei riccioli belli? Simonetta, Simonetta, con le trecce sui biondi capelli. Simonetta, Simonetta, con quel podium toccato a Milano. Simonetta, Simonetta, balla un poco insieme a noi. Simonetta, dove vai con quei riccioli belli? Simonetta, Simonetta, con le trecce sui biondi capelli. Simonetta, Simonetta, con quel podium toccato a Milano. Simonetta, Simonetta, balla un po' insieme a noi.
ai di bambini, io ai di, io ai di, io ai di bambini, io ai di, io ai di, io ai di bambini. La io, la io, la io,
Schauen die Menschen hinauf, wo die Sierra in Abendrot brennt. Und sie denken daran, wie schnell ein Blick auf vergeht. Und aus 1000 Herzen erklingt es wie ein Gebet. Sierra, Sierra Madre del Sur. Sierra, Sierra Madre. Oh, Sierra, Sierra Madre del Sur. Sierra, Sierra Madre. Die Adlergetan und der Abend frieren will. Schauen die Menschen hinauf, wo die Sierra in Abendrot brennt. Schauen hinauf, wo der weiße Kondor so weißsamer zieht. Wie ein Gruß an die Sonne erklingt ihr altes Lied. Sierra, Sierra Madre del Sur. Sierra, Sierra Madre. Oh, Sierra, Sierra Madre del Sur. Sierra, Sierra Madre.
Grazie.
movimento del fumo prodotto dal fuoco. Vi chiedo la cortesia di fare un grosso applauso, visto che stiamo entrando in piazza il gruppo delle maschere di Gravina. Con tutte le maschere che hanno realizzato in questi anni. Rievocano le divinità celtiche, le divinità del fuoco, del dio veleno, le divinità dell'aquila, della civetta, simbolo di saggezza, l'aquila, il simbolo di forza e potenza.
L'ispirazione romboidale è la classica forma che ispira le fiamme e i fuochi della femenate, i falò. Forma romboidale per poi inserire le varie divinità celtiche. E come dicevo prima, sono il Bekdaur, che è il simbolo della Trinità e signore della foresta, l'aquila, che è il simbolo di forza e potenza, la civetta, che è il simbolo di saggezza. Ecco, adesso usciranno dalla piazza e si dirigeranno verso sud e continueranno la loro bella sfilata con questi splendidi costumi che hanno aperto la terza giornata del Carnevale di Viareggio. Ricordo, per chi non lo sapesse, che loro hanno vinto diversi premi per queste fantasiose e grandissime maschere che ogni anno loro costruiscono. Salutiamo quindi con un applauso il gruppo di Ravinis che si appresta a sfilare lungo la via Roma. Grazie.
che ci alletteranno con alcune note delle loro ormai famose canzoni. Ringraziamo così il corpo bandistico Val di Gorto di Luigi di Ovaro. Rogiles. Un applauso ai figuranti. Ecco, i figuranti stanno entrando in piazza, si disporranno, come ho già detto, in due file parallele e all'interno delle due file entreranno una alla volta le contrade che vedo già pronte. Vedo la contrada di Cleoles che adesso si ferma ancora un attimo, nel frattempo si dispongono le due file di figuranti. Bravi! Se vogliamo fare un altro applauso a questi figuranti, guardate gli splendidi costumi che hanno, ripropongono i vestiti del 1800, quindi vestiti d'epoca. Sta entrando in piazza la contrada di Cleoles. Il bambino di Cleoles, dopo aver ricevuto il saluto e l'applauso,
defluisce nella piazza detta dell'Irfop. Veramente la piazza è intitolata anche ai campioni Manuela e Giorgio Di Centa. Ecco, un applauso alla contraria di Cleoles. È una frazione un po' lontana e sono speciali, oltre che molto bravi. È una frazione di Paluzza che sta a nord del comune di Paluzza. Ecco, siamo pronti a vedere entrare la contraria di Cente. Un applauso alla contraria di Cente e anche loro, come la contraria di Cleoles, che da pochi anni partecipa al Palio dopo un piccolo periodo di stasi. Anche Cente fluisce nella piazza, riceve gli applausi e si prepara nel frattempo la contrade di Pardaur e Gombe da Poz. Ecco che entrano, un applauso anche a loro. Come al solito, sempre primi i bambini, splendidamente vestiti, le bambine con i cesti. Brave la contraria di Pardaur. C'è chi è anche stanco e si fa portare in chiarosule. Bravi, adesso entra la contraria di Monai, l'antico nome di Ravascletto. Facciamo un saluto a Monai. Monai è un comune che dista alcuni chilometri da Paluzza, che partecipa e direi che vince molto spesso nella gara del Seon, nel Palio del Seon. Nel frattempo entra in piazza la contraria di Rivo. Entrano, facciamo un bel applauso con il loro simbolo nella bandiera, nel vessillo, che è la rana, il Crot da Riu, la rana di Rivo. Un applauso a questa contrada, bella numerosa. Eccoli, anche loro sfilano in piazza, vengono accolti con gli applausi. Pian piano si sta preparando la contrada di Ville e Place, la contrada di Testeons. Ecco, un applauso allora alla contrada di Rivo e adesso entra dentro la contrada di Ville con la loro bandiera, che è la chiesa di San Daniele. A seguire c'è la contrada di Place, anche questa è la contrada che fa parte del borgo di Testeons. Ecco, possiamo ammirare queste belle bambine su Pagliaroggiole. Che belle! Chiara, approfitto di questo momento per dare la buonasera a tutti. Presenterò stasera insieme a Chiara e volevo solo aggiungere in particolare l'Albo d'Oro, visto che sfilano le frazioni, quindi volevo dire che Testeons, formata da Ville e Place, negli anni scorsi ha vinto 7 edizioni del Palio da Stiarogiules, Place che state vedendo insieme a Ville. Pardaur, lo citiamo un po' in ritardo, 4 edizioni. 2 edizioni l'ha vinta il paese di Trep, che è stato ospite per noi in alcune edizioni. Adesso vediamo arrivare la contraria di Somprat e Sommavile, sono le ultime 2 nell'ordine. E la contraria di Sommavile l'abbiamo lasciata per ultima, Chiara, perché? Perché certo, è la contrada vincitrice della scorsa edizione. E io aggiungo che è la vincitrice di 10 edizioni del Palio da Stiarogiules. Certo, complimenti. Quindi un complimento speciale, interrotti solo nel 2000 dalla contraria di Pardaur, che ha vinto quell'edizione. A partire dal 98 fino al 2006 sono stati loro vincitori. E le altre contrade sono molto agguerrite e vogliono fare l'impossibile per portargli via il titolo.
mattina del 6 agosto 1885. A Paluzza si è sparsa la voce dell'imminente arrivo del poeta Giosuè Carducci, ospite a Piano d'Arta per un soggiorno termale. La gente del posto, assai incuriosita, si è raccolta sulla pubblica piazza ed aspetta trepidante di veder comparire il famoso personaggio, mentre nel giardino di casa Carducci a Bologna la moglie Elvira legge all'amica una missiva appena giunta. Mia cara, io sto bene, anzi molto bene. Ti voglio raccontare la bellezza di codesta terra di selve ed abeti, d'ombre perenni e di rupi di vari colori. Tra i fiori, qui ve ne sono di bellissimi e rari, rododendri, edelweiss, e certi con coccoline rosse, odorosissimi e fragranti. Quassù sono tutte montagne, coperte d'abeti e di larici, e qua e là di castagni e di faggi. Vi sono valli selvose, fresche e areate, piene di villaggi. La mattina per codesti monti l'è un incanto di luce e di purità. Qui si può camminare perché è un piacere. Ma che, vuoi camminare a Bologna per quelle strade, per quelle solite mura e per quei soliti giardini? Certo che ne è proprio innamorato. Ma come si chiama questa magnifica terra? Terra di Carnia. Ma su, svelta, prosegui nella lettura. Anche ieri salì una montagna, si partì alle 7 della mattina e fummo all'albergo alle 11 della notte. Fu assai brutto, bisognava far via su un sentiero che orlava, per dir così, un precipizio verde e orridamente bello, ma pericolosissimo, appendio sul chiassò e rumoreggiava in fondo. Andavo avanti a tentoni, reggendomi a una pertica che due giovanotti, uno innanzi e l'altro dietro a me, tenevano per mano. Al mattino percorremmo la strada provinciale fino a Paluzza, dove facemmo colazione e dove, senza che io ne sapessi nulla per avanti, una bambina mi offrì un canestro tutto di fiori delle Alpi e la piazza era gremita di persone, donne, uomini e ragazzi. Chatelaise possios. Caro Giosuè, l'oste vorrebbe sapere cosa c'è gradito per la colazione? Un po' di quell'ottimo pane con dentro il burro, salame e formaggio di malga. Mein Gott! Tuoi amici italiani che dimenticano di ordinare il vino? Bitte, bitte, Roste! Porta i fini bianchi della casa. Friulani natürlich. Jawohl. Io gradirei farvi assaggiare anche un vino bianco di Conegliano. È ottimo, credete. Ma che? I veri intenditori bevono solo Tokai friulano? Sehr gut!
Io penso che toccai friulano essere molto più buono di quello ungherese, ma meglio assaggiare. Oste, ci porti tutti i fini bianco di sua Kantinen. Schnell! Ein Augenblick, bitte. Allora, amico mio, quali impressioni hai avuto finora dal soggiorno in Carnia? Ottimo, superbo, carni ottime, trote che paiono ninfe e vin buono, e non si spende che 6 lire al giorno. Pare impossibile costi così poco lo star lontano dagli imbecilli e dai birbanti. Con chi ce l'hai, mio caro Giosuè? A cosa ti riferisci? A quel bischero del direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte. Non ha creduto alla mia denuncia del reddito e me ne ha quadruplicata la cifra. Quadruplicata! Ma io non pago! Io non pago! Nel nostro impero di Austria-Ungheria noi tutti pagare imposte senza fiatare. Ja, comprendi? Senza fiatare. Maremma, io il richiamo lo faccio pubblico, lo faccio stampare sul giornale, non spenderò più carta o tempo per avanzare reclami contro quell'imbecille che mi ha ingiuriato. Io accuso pubblicamente il governo e l'opinione di oltraggio, di ignoranza, di arbitrio a rendere iniqua e odiosa la legge e non pago, non cedo, avanti. Su via Giosuè, mantieniti calmo e vediamoci sopra. Ja, sehr gut. Ah, wunderbar. Alla salute allora. Cin cin. Prosit. Cin cin. Ah, che buono, che sapore asciutto. E questo che bel colore giallo pagliarino. Ottimo. Che aroma vivace. Buono con le trote. Ostre, Gheta, come faremo ad affrontare l'aspro dolore con queste gambe? Mogli? Vedremo, ja. Anche mie gambe essere strane. Devo riposare. Oh Bacco, che sonno mi coglie. Caro Morfeo, accoglici nel tuo regno. Ispirate mio musa, nuovi versi mortali, venitemi in sogno fate. Professor Chiarini, c'è una raccomandata per lei. Grazie ragazzo, eccoti un soldo di mancia. Grazie a lei, professore. I miei rispetti. Oh, vediamo un po' che mi scrive l'amico mio Giosuè dalla Carnia. Caro amico Chiarini, ti mando dei versi miei su una tradizione carnica, raccontata in prosa friulana anche dalla Percola. Ti prego, non pubblicarla per ora, dimmene quel che ti pare. Sulle cime della terra, per le fate è un bel danzare, un tappeto di smeraldo sotto il cielo di monte. Nel mattino perdato e freddo,
davanti alle stelle, al muto albor, snelle vengono le fate su momenti nubi d'oro. Elle vengono con l'aurora di Germania ivi ad annunziare. Treman l'ombre degli abeti, nere e verdi, a trapassare. Della voce che rompe e scroscia, elle ridono al frapor, e in quel vortice d'argento striscian via le chiome d'oro. Freddo e nitido è l'avaco, ed il sol anche non pare. Sulla vetta della pena incominciano a danzare. Bianche in vesta, rossi veli, i capelli nembi d'oro che abbandonano i denti degli zefiri all'amore. Bravo Giosuè. Poi, con voce arguta e molle, si dar per un suono pari, le sorelle della Carnia incominciano a chiamare. Tra il profumo degli abeti ed il balsamo dei fiori, dalle valli ascende il coro del mistero e dell'amore. Sulla rupe del moscardo è uno spirito a penare, sta con una clava immane la montagna a sfracellare. Quando vengono le fate, egli obblia l'aspro lavoro e sospeso il mazzapicchio guarda e palpita d'amore. Che le fate al travaglioso mai sorridono, non par il selvaggio sulla rupe si contenta di guardare. E talvolta un cappel verde e si mette per amore, ed un bel mantello rosso e riveste il suo dolore. Ahi, da tempo in sua tenda, niuna fata non appare, sol la bu di verdi orrori, sode argentea, scrosciare. E il dannato del moscardo, senza più tregua d'amore, notte di col mazzapicchio, rompe il monte e il suo furore. E bravo Giosuè. Le vaghe fantasie dal mio spirito esular e il torrente di memoria odo funebre mugghiar. Niun fantasima di luce cala ormai nel chiuso cuore e lo rompe a falda il corruccio ed il dolore. Chissà se il nostro pubblico ha capito almeno quello che volevamo dire, che Carducci ha sognato, forse per l'aria della Carnia che è tanto buona, forse per il vino che aveva bevuto e come sappiamo gli piaceva molto, chissà, forse semplicemente perché le fate sono un bellissimo sogno. Questo era il sogno così come lo abbiamo immaginato noi e come siamo riusciti ad allestirlo per voi.
Un applauso quindi alle fate. Nell'ordine, allora le ninfe si chiamano Giovanna, una fatta? Andrea. Lara, Samantha, Sofia, Silvia. Katia, Alessia. Tutte bravissime, certo. Se raggiungete Chiara, qui presente Un per regalino per ciascuno, sia alle grandi che alle piccole. Ringraziamo la scuola Studianzando che si è impegnata moltissimo, è una realtà nuova qui a Paluzza, con i corsi di danza ha portato qualche cosa in più, qualcosa di speciale al nostro paese e si è offerta e si è resa molto disponibile appunto per la rievocazione di oggi, per cui un grazie anche a loro e un arrivederci al prossimo anno nella prossima edizione. Speriamo di ospitarla ancora, ci farebbe molto piacere. Bene. Alle fate, le calle, Le fate e 2 mazzi di fiori alle maestre che arrivano subito. i 2 mazzi di fiori. Non appena le nostre. Maestre, vi do un bacio per ringraziarvi di questa splendida collaborazione. Grazie. E adesso arrivano i mazzi di fiori per ringraziare. Se volete fare ancora un altro inchino, così diamo ancora un applauso per questo splendido pubblico, grazie. Un altro applauso, grazie mille. Ecco che arrivano i mazzi di fiori per le 2 insegnanti, grazie. Ecco il bacio. E adesso di nuovo un applauso e possiamo iniziare il ballo da stia rosole, se possiamo iniziare a preparare per le gare. Ci prepariamo per le gare, la prima è il ballo dai Stroz, dove i bambini dovranno inserire il Strozz, che è un chiodo, e dovranno inserire nella legna, nella parte tagliata della legna. Però sappiamo che la loro vita in passato era piuttosto impegnativa e che anche loro, come gli adulti. Siamo pronti, il cronometrista è pronto per dare il fischio, attenzione, silenzio, pronti e sono partiti i bambini agguerriti. Forza ragazzi, non è semplice. Forza Rebecca, rappresentante delle signorine, dai Rebecca, forza, tira, bravissima. Dai ragazzi, sganciate velocemente, bravissimi tutti. Ecco che anche Pardaur riprende posizione, velocissimi, bravi, brava Rachele. Forza, anche Pardaur parte per il secondo carico. Bravissimi, hanno posizionato, è da posizionare bene la legna, bene, la catasta deve essere realizzata molto bene, come l'avete trovata così deve essere riposizionata. Quindi di corsa ripetiamo il nome delle contrade, sono Pardaur, Place, Cente e Somaville. Sono a quota 3 legna, 3 contrade, adesso la terza sta per essere portata anche da Pardaur. No, Pardaur, forza. Dai, se non è ben piantato. Il Strozz si sgancia, sì, non è facile. Una certa abilità anche in quello. Forza ragazzi! Dai Pardaur! Certo che deve essere una bella emozione gareggiare qui sulla piazza. Sono bravissimi questi bimbi. Bravi bambini che incitano, bravi, incitate bambini, i vostri amichetti, i vostri amici contrarioli. Somaville, Cente, Place, Pardaur. Facciamo il tifo per la contrada di Pardaur, che sono un po' in svantaggio mi pare. Leggero, molto leggero, hanno recuperato, è vero. Sì. Sono diventati più rapidi. Abbiamo superato la metà.
prima manche e come vediamo ormai si sono specializzati, c'è uno proprio che ha un'ottima mano per piantare gli strozzi. Intanto che loro terminano la prima manche, io sollecito le altre contrade, gli altri bambini a prepararsi per la seconda manche, quindi le contrade di Riu, Ville, Somprat e Cleulis si preparino qui vicino alla piazza. Ripeto, Ville, Riu, Somprat e Cleulis si preparino. Forza ragazzi, il campo è quasi finito. Forza, forza, forza. Dai Pardaur, forza. Dai, 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 non mollare. Forza Giona, forza Joshua. Bravissimi. Bravissimi. Forza, forza, Giona, dai Joshua. Siete quasi alla fine, dai. Forza, forza. Parti Joshua. Bravissimi. Dai, ancora una legna e siamo agli sgoccioli, dai, dai, dai. Bravi. Io intanto approfitto per chiamare i bimbi della prossima manche. Marco Plazzotta e Dennis Moser si preparino. De Felice Marisa e Crosilla Jacopo si preparino qui vicino a me. Della striscia bianca e al via, al fischio iniziale, dovete correre dall'altra parte della piazza, inserire velocemente il strop e riportare la legna. Tutte pronte? Attenzione, sentite il fischio? Attenzione! Via! Via! Correre! Facciamo un po' di tifo allora per le contrade di Riu, di Ville, di Somprat e di Cleules. Intanto è partita la contrade di Cleules che ha perso anche il carico. Rivo si è posizionato, no? E le legne, ripeto, devono essere posizionate prima del segno bianco, devono essere posizionate, bisogna ricostruire la catasta di legna. Quindi non lasciarle un po' dentro, un po' fuori, ma bisogna posizionarle prima dell'inizio del segno bianco a terra. Qui siamo a tre legna, 3 pezzi, 2. Mi pare di vederne 2 anche in fondo. Ecco che anche Cleulis sta portando il terzo pezzo. Forza, forza, qui c'è Riu che mi pare a buon punto. Dai Somprat, forza Somprat. Dai, dai. Forza non mollare. Io intanto sento qua gli urli di incitamento dei bambini che urlano Ville, Riu, Somprat, Cleules, dai! Dai da bravi! Ricordiamo alla contrada di Riu che le legna devono essere posizionate nel modo corretto. Dovete lasciarle bene in ordine. Tutte pari e tutte sulla linea bianca. Che bello sentire il ticchettio dei martelli, il suono dei strot, Giusy? Adesso dove tutto viene fatto meccanicamente, sono suoni che non si sentono più tanto facilmente. Raccomandiamo a Riu di mettere a posto le legna, tutte alla stessa altezza. Forza Somprat! Dai Somprat! Forza!
ecco che anche Ville, Ville sta raggiungendo un buon numero di pezzi. Pare che Cleulis sia leggermente in vantaggio, Cleulis e Riu sono in leggero vantaggio. Aiuto, non si sgancia! La contrada di Riu è a buon punto ormai, anche Cleulis, Somprat e Place, forza Somprat, forza Place, bravissimi, Place ha un ordine nel sistemare le legna, a modo un po' più piano. E anche Cleulis. Gli ultimi vanno piano ma fanno le cose per benino, sono un po' più precisi. Forza! Dai che avete quasi finito! Forza Somprat! Intanto io direi che si preparino le contrade di Place e di Sommaville. Allora, per Place stiano pronti Gabriele Pittino e Mirko De Franceschi, e Felice Marisa e Crosilla Jacopo. E Cleules rimane sulla piazza, Bellina Michele, Morassi Gabriele. Quindi se gentilmente si preparano già, ripeto, le contrarie di Place, Sommaville, Riu e Cleules. Vediamo con quanti pezzi, 4 mi par di vedere. I bambini vengono premiati con un regalo uguale per tutti, perché è giusto, l'importante è partecipare e non vincere. Siamo pronti? Attenzione al fischio. Via, sono partiti. Vediamo che Place, Sommaville, Cleulis e Riu, tutti hanno un pezzo d'attivo. Sono velocissimi questi ragazzi, sono anche più grandi. Dai Gabriele, dai! E sono più o meno tutti veloci uguali. Questa volta la competizione è proprio ad alto livello. Gli altri bimbi delle altre contrade si fermino e stiano qui vicino a noi, perché poi li richiamiamo tutti e li premiamo subito. Quindi certo. rimanete qui vicino, non allontanatevi. Mentre c'è la gara dei bambini, nei nostri cieli stanno volando i ragazzi del gruppo volo Nido delle Streghe di Cercivento. Ci sono i paramotori e anche i deltaplani. Chiara, mi pare qui che ci siano... Abbiano già finito? Sì, qualcuno ha già finito. Sommaville. Riu sta finendo, Cleulis finisce ora. Anche Place ha finito. Forza Riu, l'ultima fatica. Fatica, che fatica. L'ultima, forza ragazzi. E anche Marisa, l'unica ragazza di questa tornata, di questa manche, quindi brava, doppiamente brava. Ecco, aspettiamo che il giudice ci porti la classifica. Vi invito a guardare il cielo con i ragazzi del gruppo Volo Nido delle Streghe che stanno sorvolando con i paramotori deltaplani. Seconda classificata le contrarie di Cleulis e prima la contraria di Sommaville. Allora tutti che aspetta un attimo, io direi di consegnare a tutte le contrarie qua che hanno partecipato. Ecco, allora consegniamo tutte quante. Era bello comunque consegnare ai primi 3 per ultimi. Allora, quindi distribuire a tutti quanti, tranne che a Place, Cleulis e Sommaville, che verrà consegnato in ultimo, giusto per dargli il podio, insomma. La TAE. Io intanto, Chiara, approfitto per ricordare che in passato, nelle altre edizioni,
le contrade si sono succedute nell'Albo d'Oro in modo piuttosto vario, più o meno tutti hanno vinto diverse edizioni, quindi Cente, Ville, Naunine, all'epoca c'era anche Naunine che ultimamente scarseggia di personale, quindi fa un po' più di fatica a partecipare. Somprat, Place, Trep, Monai. Riguardo al Palio del Seon. Che cosa dovranno fare i nostri segaccio giusto? Perché a volte i muscoli ci sono, ma il segaccio non è sistemato bene, quindi si perdono secondo il premio, tra i premi finali che si aggiudicheranno questi partecipanti, oltre ai 2 altrovestrate che si affronteranno subito dopo, di stare pronti. Quindi per Ville, Gaspardo, Tiziano e Battain Federico si preparino, e per Monai si preparino De Crignis Michele e Blarasin Paolo. Ecco che arriva il fischio. Attenzione! Via! Bravissimi, facciamo degli applausi per incitare la contraria, grazie alla contraria di Claule. Dai un applauso! Intanto la segatura cade copiosa da questo taglio, sia per quanto riguarda la contraria di Claudia che la contraria di Place. Mamma mia, che bella segatura! Belli truccioli, sono belli grandi. Il tronco ricordo di faccio, per cui anche il seone, il segaccio, è adatto per tagliare il faggio. Infatti per tagliare alberi resinosi si usa un altro tipo di segaccio. Quello di Place mi pare che sia stato ben affinato, cioè è importante anche l'armonia che hanno i lavoratori, però magari stare presente la fatica con un tempo che pare essere decisamente un buon tempo e che andrà a mettere in discussione i tempi degli scorsi anni. E dai, oppa Claudis, op, dai Claudis, ancora una fatica, stanno aumentando il ritmo quelli di Claudis, dai che manca poco, dai bravissimi, dai che manca poco, si sta spostando il filone. Vedo muoversi e tremare, sta tremando il filone ed è pronto a staccarsi dal tronco di faggio. Attenzione! Questione di dai ragazzi, dai facciamo il tifo! Attenzione! Ecco fatto il fischio! Ragazzi, devo segaccio alto come questo, mi viene il dubbio che il segaccio sia forse un po' più vantaggioso, però no, vedo che si ripete benissimo anche la contraria di Monai, quindi mi sa che non è questione di segaccio, dipende tanto dall'armonia e dal sincronismo dei vari componenti. De Crignis Michele, Blarasin Paolo, alla mia sinistra Gaspardo Tiziano e Battain Federico, alla destra l'ultimo sforzo per la Ville, coraggio Ville, mantenete alto l'onore della contrada che negli anni scorsi ha visto parecchie edizioni del Palio del Seon, fate uno sforzo, bravi, tutti donando e simpatico, fate schifo per la contrada, bravi Ville, misuriamo il segaccio. Noi come al solito, per i più giovani, abbiamo un occhio di riguardo, come abbiamo detto prima per i bimbi e per le signorine, adesso anche per i ragazzi giovani di Cente. Facciamo un pochettino di tifo in più, ma poco, se no poi si offende tutta la gente. Tutto l'anno fate il tifo, e poi fate il tifo per Cente. Attenzione, posizionatevi nei piedi, tutto è pronto, il giudice, il cronometrista, dà il via con il fischio,
Io